dei mestrini stavolta da via Cappuccina per chiedere presidi fissi in determinate zone, così non si può andare avanti, dicono. Maxi raggiro legato al bonus facciate, guardie di finanza e carabinieri scoprono sul lago di Garda una vera e propria attività di riciclaggio di denaro, tra i coinvolti un 70enne di Eraclea. Sosteniamo da tempo che una politica migratoria fatta bene e senza slogan sarà importante il monito del presidente di Confindustria Veneto Est nel giorno in cui nasce il patto di coesione sociale con i sindacati. L'approvazione del protocollo fanghi era un passaggio fondamentale per Venezia, l'ha dichiarato il sindaco Brugnaro, che ora auspica anche la definizione del rifinanziamento della legge speciale. Salvare il Giustiniane e più in generale la sanità pubblica a Venezia. Comitati, associazioni e partiti di opposizione chiamano a raccolte i cittadini per un presidio al Consiglio Comunale di giovedì. 10 comuni e 10 progetti per creare il litorale più sostenibile d'Italia. Venezia e i comuni della costa fanno squadra per rendere più attrattivo il territorio. Domani la prima delle 3 tappe del Giro d'Italia in Veneto, partenza da Pergine Valsugano e arriva a Caorle, una festa che colorerà le strade di rosa. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli li avete sentiti, ma in primo piano però il sondaggio che vogliamo proporvi noi questa sera e che riguarda il rischio alluvioni. Troppo cemento in Veneto? Se secondo voi è così dovete comporre il sì, lo vedete in verde, il 0422 1626 691. Se invece non siete d'accordo, quindi volete rispondere no, 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio come ogni martedì nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. E dunque la cronaca, un altro appello dei mestrini, stavolta da via Cappuccina per chiedere presidi fissi in determinate zone, così dicono i cittadini, non si può andare avanti. Siamo in via Cappuccina, i residenti ci hanno chiamato per lanciare ancora una volta un appello all'amministrazione. Qui si drogano sotto i nostri occhi e noi siamo stanchi. Noi ormai abbiamo ben chiari sia i volti, chi sono le persone, dove si mettono, in che orari. E non è più un fatto sporadico, è diventato effettivamente ormai la consuetudine. E in effetti personalmente non vorrei dovermi abituare a questa situazione. Ecco. L'appello ormai è sempre lo stesso, ma i cittadini non vogliono arrendersi e chiedono più controlli e sicurezza in determinate zone di Mestre. Che manca sicuramente un presidio delle forze dell'ordine. Non basta che passi una volta ogni tanto la macchina dei vigili urbani che fa il giro e va veloce, perché la situazione va vissuta dall'interno. Quindi se giri con la macchina ti sembra che sia tutto tranquillo, se scendi a piedi e fai 2 passi ti rendi perfettamente conto di che cosa sta accadendo in quel preciso momento. Ecco perché magari l'idea banale potrebbe essere quella di mettere in certe zone di Mestre, tra cui via Cappuccina, in certi posti ben precisi che conosciamo e che anche le forze dell'ordine conoscono, magari delle postazioni fisse, macchine, camionette, dei carabinieri, dei vigili urbani, e poi soprattutto devono camminare a piedi, devono farsi vedere che sono presenti. Questo può essere un deterrente importante. Una richiesta che insieme a quella di intervenire anche sull'aspetto sociale i cittadini continuano a sottoporre nella speranza di essere prima o poi ascoltati. Solo ieri mattina, ad esempio, poco distante dall'Inps di via Carducci, una commessa si è scontrata con delle persone che rubavano dagli scaffali e affrontandoli è stata minacciata con un coltello mentre sul posto arrivavano i carabinieri, ma i ladri sono riusciti a scappare. Entro fine anno, fra trasferimenti e pensionamenti dalla Questura di Venezia, se ne andranno 56 poliziotti. Il sindacato di polizia SAP punta il dito contro le risorse che per contro arriveranno dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza. A questa provincia saranno complessivamente assegnati soltanto 23 agenti. Per il sindacato è stata una forte delusione anche per il litorale Jesolo, Chioggia e Portogruaro. Avranno solo 12 colleghi dal 5 luglio al 28 di agosto. Numeri su cui è intervenuto anche il sindaco di Chioggia Armelao, poliziotta ed ex sindacalista, che in questa disponibilità rivendica più poliziotti rispetto all'anno scorso, appellandosi al questore.
Ennesimo maxi raggiro legato al bonus facciate. Guardia di Finanza e Carabinieri scoprono sul lago di Garda una vera e propria attività di riciclaggio di denaro. Tra i coinvolti un commercialista trevigiano ed un 70enne veneziano. I soldi guadagnati nella maxi truffa erano diventati l'enorme budget a disposizione da riciclare per comprarsi hotel, ristoranti e pasticcerie sul lago di Garda. Un fiume di denaro grazie ai contributi per il bonus facciate. L'ennesimo raggiro è stato scoperto dalla Procura di Verona nell'indagine coordinata con Guardia di Finanza e Carabinieri. 10 persone arrestate, 3 in carcere e 7 domiciliari e una truffa da 17 milioni di euro. L'operazione è stata portata a termine dai finanzieri di Verona e Agrigento e dai Carabinieri di Verona, che hanno eseguito i provvedimenti restrittivi fra Veneto, Lazio, Piemonte e Sicilia. Coinvolto anche il commercialista trevigiano Giorgio Scarso, già al centro di indagini sempre relativa all'erogazione statale per lavori edilizi. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Tra i provvedimenti anche un veneziano ultra settantenne finito ai domiciliari Eraclea. L'accusa nei confronti degli indagati è quella di aver fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe per l'illecita percezione di contributi statali per i bonus facciate, utilizzando crediti fiscali fittizi che poi, una volta monetizzati, venivano reinvestiti nell'acquisizione delle attività economiche nella zona del lago di Garda. Oltre a queste, sigilli anche a conti correnti, altri immobili e auto. Il tutto, tra l'altro, aggravato dal carattere transnazionale, visto che gli indagati avevano operato sia sul territorio nazionale che all'estero. Gli industriali del Veneto lanciano un messaggio chiaro al governo, basta slogan sui migranti e formano una nuova alleanza con i sindacati. Sosteniamo da tempo che una politica migratoria fatta bene, senza slogan, con accordi mirati, sarà importante. Parole del presidente di Confindustria Veneto Est, Leopoldo Destro, in merito alla mancanza di lavoratori che interessa in modo trasversale il settore manifatturiero e terziario. La sua proposta, pensare ad una politica di inclusione e occupazione con accordi presi già dal paese d'origine dei migranti. Questo al fine di affrontare la desertificazione demografica del nostro territorio, che già oggi partendo dalla provincia di Treviso, specchio delle altre realtà provinciali venete, vede una diminuzione del 30% del tasso demografico. Significa che nel 2030 in Veneto saranno 180.000 le persone in età lavorativa in meno. Il sistema lavoro è in continuo movimento e quindi le politiche anche di welfare che le singole aziende stanno portando avanti danno una nuova visione del lavoro e del modo di approcciare il lavoro. Quindi l'altra sua proposta, chiedere al governo di mettere a terra il PNRR e portare avanti eventuali modifiche in accordo naturalmente con l'Europa, specie per quei famosi 20 miliardi di euro di progetti sfumati, vedi tra gli altri il Bosco dello Sport di Mestre, e di cui le aziende potrebbero portare avanti le nuove progettualità in qualità di soggetto appaltante. In una unione, in un unisono e in una visione che deve essere appunto comune. Se ne è parlato a Marghera in occasione della presentazione del Patto per la coesione sociale, firmato con CGIL, CISL e UIL. In evidenza anche le 30.000 aziende venete a rischio infiltrazioni mafiose. È evidente che rispetto a questo noi, attraverso il patto, anche accendiamo una luce e costituiamo in qualche modo un presidio. Veneto che farà sentire forte la propria voce a Roma, considerato che dopo Assolombarda rappresenta la seconda più grande Confindustria d'Italia. Queste sono le nostre proposte che andranno sviluppate partendo dal patto che abbiamo sottoscritto, perché il patto è un punto di partenza che richiede gambe e richiede interventi che dovremo condividere assieme a Confindustria. L'approvazione del protocollo fanghi era un passaggio fondamentale per Venezia, l'ha dichiarato il sindaco Brugnaro, che ora auspica anche la definizione del rifinanziamento della legge speciale. La notizia della firma al decreto protocollo fanghi rappresenta un passaggio fondamentale per Venezia. È soddisfatto il sindaco Brugnaro, che ritiene questi interventi fondamentali per migliorare l'accessibilità al porto, ma soprattutto per ripulire il fondo dei canali e delle zone di navigazione che rappresentano l'unico elemento per garantire la mobilità della Venezia insulare.
Sono passati tanti governi, sono passati tanti ministri, ma nessuno era riuscito a portare a casa il protocollo fanghi. Adesso finalmente, oggi possiamo dire finalmente ce l'abbiamo. Con questo protocollo si supera così la normativa risalente al 1993 e che era ora più che mai necessario cambiare. Uno strumento nuovo permette appunto di essere aggiornato, di essere al passo con i tempi e di dare risposte anche a quelle che sono le esigenze della portualità di Porto Marghera, ma anche di tutta la laguna veneziana, sia nel rispetto dell'ambiente, dell'ambiente lagunare, sia nel rispetto anche di chi in porto ci lavora. Concluso questo capitolo, il sindaco Brugnaro si augura la definizione del rifinanziamento della legge speciale. Bloccare il bosco dello sport e la torre di Mestre e migliorare lo stato dei parchi tra le proposte dei consiglieri di Verde Progressista per il nuovo piano ambientale per Venezia, visto che quello attuale è il del 2012. Venezia è sul filo del mare tra le città più esposte al cambiamento climatico. Serve con urgenza un piano per l'energia sostenibile e per il clima. Quello presente è datato 2012, con la giunta che ha annunciato il nuovo PAESC, il piano per l'energia sostenibile e il clima, verrà approvato entro il 2023. E monta la polemica sostenuta dai consiglieri di opposizione. Noi diciamo che era tempo, perché il piano vigente è scaduto, è stato approvato nel 2012 e un nuovo piano, un forte investimento ambientale verso la sostenibilità deve sostanziarsi in parecchie azioni concrete che cambino il volto della città in questa direzione. Divieto al traffico pesante in città, attuare il completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale, in particolare mettendo in funzione le stazioni Olimpia e Gazzera a Mestre, fornire alla città di mezzi pubblici elettrici, sia su strada che acquei, no allo scavo di nuovi canali, isole pedonali attorno alle scuole, alberate attrezzate dalle classi con un raggio minimo di 150 metri e soprattutto no alla torre del Viale San Marco, sempre a Mestre, soltanto alcune tra le proposte avanzate da Verdi Progressista. Una nuova stagione di sostenibilità per la città è necessario e abbiamo pensato di tradurlo in alcune decine di proposte concrete. Salvare il Giustiniane e più in generale la sanità pubblica a Venezia. Comitati, associazioni e partiti di opposizione chiamano a raccolta i cittadini per un presidio in Consiglio Comunale di giovedì. Il prossimo Consiglio Comunale, se Salvatore e tutti sono d'accordo, andiamo tutti a Cafarsetti, perché là è il luogo della città, quella è la casa dei cittadini che c'è stata chiusa in tutti questi anni. La mozione delle opposizioni sulla sanità pubblica è stata depositata e l'obiettivo è portarla in discussione in Consiglio Comunale alla presenza dei cittadini. Come annunciato nella manifestazione promossa dal Movimento per la difesa della sanità pubblica veneziana e dall'Associazione Amici del Giustinian e preceduta da una petizione che ha raccolto 9.000 firme, il Movimento per salvare il Giustinian si sposta a Cafarsetti. Il silenzio è assordante. Continuiamo a chiedere commissioni sul tema e non ci vengono date, non ci vengono offerte occasioni di dialogo e quindi l'unica soluzione è quella di chiamare a raccolta i cittadini. L'appuntamento è per il pomeriggio di giovedì 25. Per evitare sovrapposizioni, il gruppo Insieme, che raccoglie 39 associazioni della Voga e della Vela, con migliaia di iscritti tra Venezia e Mestre, ha quindi deciso di cambiare l'orario dell'assemblea pubblica contro il moto ondoso alla pescheria di Rialto. Abbiamo deciso di posticipare alle 18:30 l'appuntamento di giovedì 25 maggio in pescheria per l'assemblea pubblica sul tema del moto ondoso. Abbiamo pensato che così avremmo permesso a più persone di poter partecipare a tutti e due gli eventi. Secondo Giovanni Andrea Martini di Tutta la città insieme, l'amministrazione comunale dimostra più interesse per le aperture di nuovi centri di medicina privati che per la difesa dei servizi sociosanitari pubblici e all'amministrazione comunale si chiede un deciso cambio di passo. Premere sull'ULSS perché appunto non ci sia questo depotenziamento del Giustinian e in genere tutti i servizi sanitari che in città sono veramente difficili, carenti, dai medici di base ai servizi analisi, alle code chilometriche, insomma tutto quello che riguarda la sanità pubblica è in forte crisi e in forte difficoltà. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità.
Siamo tornati nuovamente in studio, 10 comuni e 10 progetti per creare il litorale più sostenibile d'Italia. Venezia e i comuni della costa fanno squadra per rendere più attrattivo il territorio e difendere il primato turistico delle spiagge veneziane e rodigine. Lo hanno chiamato il Summit del Mare ed è un modo per rafforzare la collaborazione tra i 10 comuni della costa, fare squadra per diventare una filiera in grado di moltiplicare il valore delle singole località. D'estate il litorale veneziano e rodigino ospita nel complesso oltre 25 milioni di turisti, un risultato che andrà continuamente riconquistato e difeso da una concorrenza sempre più agguerrita. Quando il mondo ricomincerà a viaggiare, quando gli aerei saranno di nuovo a portata di mano di tutti, noi dovremo essere più attrattivi, dovremo fare un'offerta integrata in maniera tale che i sistemi d'eccellenza, i sistemi però anche già consolidati, siano dei sistemi nuovi che devono offrire nuove opportunità ai nostri giovani e quindi ai nostri ospiti. Il 2023 sarà dedicato ai temi dell'agricoltura, della pesca e del turismo. A Venezia, intanto, i 10 comuni della costa presentano ognuno un progetto all'insegna della sostenibilità. Noi abbiamo presentato un progetto sull'isola del Lido, sull'oasi degli Alberoni, di rigenerazione urbana, di recupero di manufatti per renderli ecosostenibili a disposizione della popolazione. È un progetto che viene costruito dal basso ed è un progetto di eccellenza perché alla fine all'interno di tutto questo ci saranno anche delle destinazioni legate al sociale. Il progetto del Comune di Venezia è in sinergia con l'Università IUAV. Allo IUAV interessa molto essere dentro a un summit del mare perché pensiamo che un grande rinascimento della città può avvenire attraverso gli studi del mare. Intanto nel settore la ricerca di personale continua a dare problemi, confermando una tendenza che si va consolidando. La stagione 2023 sia quella che forse da questo punto di vista inizia all'insegna della situazione più critica e quindi io penso che potremmo stimare in circa un 25% quella che è la forza lavoro mancante in maniera abbastanza trasversale nel comparto turistico veneto. Tutto esaurito per gli hotel in città per la 18ª mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia. Inizia così con un boom di presenze la stagione in laguna. La Biennale volano per tutta l'economia della città di Venezia. Per i giorni di preapertura della 18ª mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia, almeno fino a domenica, è tutto esaurito in città. E anche nel caso di disdette dell'ultimo minuto, i prezzi delle camere sono alle stelle. Il periodo della Biennale inizia sempre con un grande botto dal punto di vista mediatico ma anche dal punto di vista alberghiero. Gli alberghi sono pieni, prezzi estremamente elevati per le ultime stanze, si trova ancora posto sulla disdetta. Però oggettivamente questo è il periodo in cui tutti quanti coloro che si occupano di arte, di architettura vogliono essere presenti a Venezia. Un periodo d'oro per l'indotto e la vitalità della città. I prezzi alti servono alle imprese a ricostituire quelle riserve che poi servono per investire, per rifare le stanze, rifare i bagni, dare lavoro un po' a tutta la città che vive sul turismo. Abbiamo poi una bolletta energetica estremamente elevata, un'inflazione galoppante e quindi gli alberghi hanno bisogno di mantenere i piedi forti sulla terra con tariffe che siano adeguate alla situazione. Ciò è consentito da un periodo veramente fortunato, veramente unico. È da Pasqua che abbiamo i weekend in cui praticamente siamo sempre al quasi tutto esaurito e la prospettiva è che anche i prossimi weekend saranno assolutamente simili. Per il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Claudio Scarpa potrebbe essere un momento di svolta. Se anche il 2024 sarà un anno positivo, possiamo dire veramente che il sistema alberghiero veneziano si sarà ripreso totalmente. Domani il Giro d'Italia di ciclismo arriva a Caorle. L'arrivo dei corridori in città è stimato tra le 16.30 e le 16.45. Si tratta della 17ª tappa, 195 km con partenza da Pergine, Valsugana in provincia di Trento. In provincia di Venezia la carovana rosa passerà per Jesolo Lido, Eraclea, Duna Verde, Valle Altanea e Porto Santa Margherita prima dell'arrivo ovviamente a Caorle. È la prima volta che il Giro d'Italia organizza l'arrivo di una tappa proprio a Caorle.
Questa era la nostra ultima notizia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica torna a diminuire, ma il tempo rimane in prevalenza buono sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 24 maggio. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, ma sole ben presente ovunque. Tuttavia, sui monti nel corso del pomeriggio sarà possibile qualche addensamento associato a locali piogge, probabilmente anche sulle zone pianeggianti limitrofe. Temperature in locale calo, minime tra 13 e 16 gradi, massime tra i 22 e i 26 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà soleggiato con qualche nube in più in corrispondenza dei rilievi, qui con isolati temporali non esclusi anche sulle pianure circostanti. Temperature minime sui 15-16 gradi, massime sui 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo tratti soleggiati ma con nuvolosità irregolare e qualche rovescio pomeridiano e serale. Temperature minime intorno ai 13-15 gradi, massime sui 24-25 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.